Stiamo facendo un gol McTominay. Allora, ciao. Devo scappare, quindi quelli che sono iscritti al canale Telegram, che non trovate in questa descrizione, ma trovate nella descrizione degli altri video, sanno tutto dei miei spostamenti, delle cose. Lucca non aggancia, poi dopo la rimette al centro e McTominay spara alto. Allora, KDB Show, senza manco dirlo, iscrivetevi al canale, benvenuti tutti, non so. KDB Show nel primo tempo, perché il primo assist, proprio le cose che chiedevamo sono arrivate tutte insieme, nel senso che i cross, abbiamo detto, dobbiamo fare più gol dai calci piazzati, non è possibile, la batte Kevin De Bruyne e onestamente bello il taglio di Di Lorenzo e quindi così. Il risultato adesso lo scopriamo, perché io mi devo anticipare con il video perché devo andare a lavorare di nuovo, e quindi attenzione al Girona, mi viene da dire Girona, perché nel secondo tempo più loro, onestamente, perché il Napoli ha sfogato subito. Ripartiamo da dove ci eravamo lasciati, cioè il Napoli parte forte. Il Napoli deve partire forte e vuole partire forte. Se qualcuno non l'avesse vista, il suono era questo, un po' di segnale di alfabeto Morse. Allora, il Napoli si è schierato con Meret in porta, non Milinkovic, poi non sappiamo se ci sono delle defezioni, eccetera, eccetera, però si comincia a delineare quello che potrebbe essere un 11 iniziale, con sicuramente qualche variazione. Si è cominciati con Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus e Olivera. Poi questo centrocampo, che mi potete dire voi come lo volete chiamare, perché cambia poco. Attenzione, il girone, Meret la lascia andare. Devo parlare di Meret. Quindi il centrocampo Lobotka Anghissà con De Bruyne alla fine vertice alto, perché poi ha lavorato parecchio davanti con Lukaku anche in fase di pressing. Quindi io mi sento di chiamarlo 4-2-3-1. Quindi non cadiamo dal pero, cioè anche la scelta di vedere Neres a sinistra è una scelta che non cado dal pero, perché ce lo siamo immaginati, abbiamo fatto i nostri come si dice, i nostri non pronostici, ma le nostre ipotesi. Nel momento in cui vendi Raspadori, se non arriva un esterno, diventa quasi automatico capire e pensare che ti giochi, invece di fare la doppia coppia come l'avevamo pensata, Ndoye, Lang, e forse pure il Napoli l'aveva pensato, Ndoye, Lang, Politano, Neres, si sta ricreando una situazione di esterno sinistro, quello un po' più offensivo, cioè o Lang o Neres, e a destra sempre solo Politano. Perché non c'è dubbio. Quindi con De Bruyne, vertice alto di questo triangolo, poi Politano, Neres dall'altra parte e Lukaku. Un Lukaku che mi è sembrato all'inizio... il trailer. Il trailer mi ha gasato, ma ne devo parlare alla fine. Insomma, il Napoli parte forte, un primo tiro di De Bruyne finisce di poco fuori, sempre assistenza di Lukaku, ovviamente i due si conoscono molto bene, e nel momento in cui si entra in forma e si alleggeriscono le gambe, secondo me ci possiamo divertire veramente tanto. Però è chiaro che i carichi si sentono dopo già una mezz'ora di partita, specialmente se tu parti forte con il pressing alto, si cominciano a sentire. Però il Napoli capitalizza. Il Napoli va 3-0, quindi il primo gol di Di Lorenzo di testa sul calcio d'angolo. Poi il primo gol di De Bruyne, avete urlato, io ho urlato, e lo sapete, non urlo mai durante le amichevoli, però voi lasciate un like, perché qua pure ci vorrebbe un record di like, perché De Bruyne fa un assist e 2 gol. Il primo sul servizio di Lukaku di destro, sapete, ci tengo, e lui al volo prende la porta, e il secondo c'è un rimpallone, una bella azione costruita dal Napoli con il taglio di Politano da destra andare a sinistra, Neres che si inserisce, un parapiglia generale e poi questa palla vagante arriva De Bruyne, quindi ne fa uno di destro e uno di sinistro, piega le mani al portiere e bene così. E là non dico che il Napoli si ferma un attimo, però esce fuori un pochino il Girona, perché allora il primo gol per me è Meret, perché sul secondo ne possiamo discutere, però sul primo gol la smanacciata centrale
è un rischio che i portieri non si devono prendere, tu devi avere la possibilità, se ci riesci. Ricordate, questa è una cosa che dicevo a Caprile, Caprile, dolce Caprile, nel senso che la parata la fai pure, anche spettacolare, ma non la puoi rimettere al centro dell'area piccola perché c'è sempre l'attaccante che ti può sparare così e non hai il tempo di reagire, quindi la smanacciata devi spingerla verso l'esterno e purtroppo in questo caso non è riuscito. La seconda cosa, il secondo gol viene da un cross dalla sinistra loro e per me se lo perde Rachmani. Poi in extremis Juan Jesus cerca di mettere una pezza, ma io vedevo Rachmani in marcatura che poi si stacca proprio dalla marcatura e va a coprire la porta in teoria, e però questo poi è un errore che spesso faceva Juan Jesus, cioè mollare e andare a protezione della porta, ma serve un miracolo di posizionamento per salvare quei gol là. Tiro sul primo palo, Meret forse poteva fare qualcosa di più, ma io non gli do colpe per il secondo gol, gliene do colpe per il primo. Questo devo essere onestissimo con il mio giudizio, che poi è il mio giudizio e non cambia nulla. Attenzione, Meret esce. Nel secondo tempo si continua con la stessa formazione, perché bisogna entrare in forma, bisogna cominciare. Manca poco, manca poco, iscrivetevi al canale che arriveranno contenuti a raffica, quindi manca pochissimo all'inizio delle danze, quindi dobbiamo cominciare a entrare in forma con quelli che sono i potenziali titolari. Vedete che non vediamo più i vari Colisacco, non vediamo più i Vergara, non vediamo più questa gente, perché bisogna entrare in forma con quelli che sono potenzialmente i titolari. E quindi dopo un pochino di secondo tempo entra McTominay che si mette esterno a sinistra. Ma come McTominay a sinistra? Non cado dal pero, me lo aspetto e lo vediamo. Non mi è piaciuto tantissimo, però bisogna considerare che entra con la squadra già stanca, col Girona che ha provato a fare la partita nel secondo tempo, onestamente, senza darci grandi affanni. Però in quella zona là, così come, e qua prendo le parole di Achille, che poi il fu un personaggio particolare, che allora non capisce Achille, quindi se non siete iscritti al canale, al gruppo Telegram non potete capire, però Neres di potenziale è una cosa che diciamo spesso e purtroppo lo confermo. Neres a destra sembra un castigo di Dio imprendibile, Neres a sinistra sì, però anche no, nel senso che è come lui anche McTominay non mi è sembrata una zona dove il Napoli ha sviluppato bene e è riuscito a isolare i personaggi in cerca d'autore su quella fascia sinistra. Quindi McTominay non benissimo, però l'attenuante è che non era una squadra che stava in palla come inizio partita, anche Gilmour al posto di Lobotka, e poi entra Lang, si aspettava pochi minuti però per Lang, per Lucca, per Spinazzola e per Beukema che entrano al posto di KDB, quindi Lang va a sinistra, McTominay si sposta a mezzo alla sinistra al posto di Kevin, Lukaku ovviamente, Spinazzola Olivera e Sam al posto di Juan Jesus. Insomma, paradossalmente questo è ottimo che abbiamo fatto questi 3 gol, perché dopo il caos social che sto leggendo successivo, conseguente alla cessione di Raspadori, i gol, ci stiamo togliendo i gol, chi fa i gol? Immaginate una partita come questa, che è già partita più vera, ci sono anche state scaramucce, un po' di nervosismo, qualche fallo di troppo, immaginate non fare gol, think about it, sarebbe stata una tragedia assoluta. Poi ti sei venduto a Raspadori che improvvisamente è diventato il giocatore preferito di tutta la tifoseria napoletana. Io non me li ricordavo tutti questi apprezzatori questi ammiratori di Raspadori, mi fa piacere vederli, gli facciamo un in bocca al lupo. Per me Raspadori è, oltre che un bravo calciatore, una persona proprio matura, mi piaceva tantissimo. Però dobbiamo guardare avanti, il discorso su Raspadori ve l'ho già fatto e mi interessa fino a un certo punto, a me mi interessa come lo vuoi sostituire, e non cadiamo dal pero. Se arrivasse un centrocampista, che oltre a Musa, un Miretti, ci avevamo ragionato già, non voglio ripetermi,
però no che 25, 22, 25, Raspadori, 30 Musa, non può essere, non può essere proprio. Quindi è vero, ci ci serve un profilo che ha dei gol nelle gambe sicuramente, però questi amichevoli ci stanno dicendo che prendiamo gol, questa è la novità assoluta, perché noi partiamo da una base di grande equilibrio e poi segniamo poco l'anno scorso, e invece no, quest'anno stiamo prendendo gol a raffica nelle amichevoli e dobbiamo registrare queste cose qua, con lo stato di forma si farà. Però molto bene aver segnato questi 3 gol, molto bene, sto vedendo gli highlights, molto bene anche aver vinto, perché queste partite qua, Mo De Bruyne sui social si scatena, me li potrete mandare in privato quello che farà Kevin sui suoi social, a cui vincere piace, credetemi, possiate crederci o no. Quindi bene così, c'è ancora da entrare in forma. Non mi è dispiaciuto Lukaku nel primo tempo, non mi ha fatto impazzire Olivera, onestamente, perché è lì che secondo me, ecco perché poi Gutierrez potrebbe essere l'acquisto devastante, perché lì puoi creare poi veramente più pericoli con le sovrapposizioni. Immaginate Leao Teo, no? Nei giorni migliori. Ecco, Lang Gutierrez potrebbe diventare quella roba là. Lo stesso Nerez Gutierrez potrebbe diventare quella roba là. E quindi è esaltante pensare di avere una bocca da fuoco esterna che possa fare il terzino fluidificante come alle epoche buone. Da New York Valerio Fluido è tutto. Ho visto il trailer, sono gasatissimo e incazzatissimo ovviamente, perché il trailer gasa. Sentire Conte parlare nello spogliatoio, c'è una frase che lui dice non siamo ancora pronti, ve lo dirò io quando saremo pronti per fare qualcosa di importante, adesso non lo siamo. Sei sincero, ma li gasi anche, li spingi. Oriali, le parole di Oriali. Insomma, il trailer mi ha gasato tantissimo, sono ovviamente incazzatissimo nel leggere, nel vedere che il 25 settembre al cinema e noi che siamo all'estero non contiamo nulla, o meglio, siamo i tifosi di Serie B che poi ci pensiamo, si farà lo streaming magari su netflix.it. Io spero che veramente il presidente ci cominci a considerare a noi tifosi all'estero, perché se siamo 86 milioni e non lo siamo, però dovremmo avere un valore anche, quindi aprire internazionalmente le cose belle che stiamo facendo, perché stiamo facendo delle cose veramente belle. In campo c'era David Lopez e siamo passati da David Lopez a Kevin De Bruyne, e non è poco. Lasciate qualche like finale se ce l'avete, vanno tutti per Kevin, io poi lo contatto e gli dico guarda quanti like ti hanno messo,